Nasce la nuova associazione di ex studenti e studentesse dell'Einaudi di Bassano. Si chiama Vera, acronimo di Valore Einaudi Rete Alumni, la nuova associazione di ex alunni e alunne dell'Einaudi di Bassano, che ha la sua sede proprio all'istituto con la benedizione della dirigente Miriam Avila. Il presidente è l'ex sindaco dell'allora comune di Mason Vicentino, Massimo Pavan, commercialista, che ci racconta l'obiettivo del neonato sodalizio che va a unire più generazioni. Vogliamo lanciare un ponte non solo ideale ma vero e concreto tra la scuola e chi l'ha vissuta. Metteremo in campo delle attività di mentoring e orientamento dedicate ai ragazzi che stanno finendo il ciclo di studi. Vogliamo aiutarli a scegliere il loro futuro professionale e universitario, facendogli capire che in questo momento così importante e delicato non sono soli e che la rete degli ex studenti è pronta a sostenerli. Il Consiglio è costituito da 12 membri dalle professioni più variegate che porteranno avanti il lavoro di Vera, assieme ai tanti iscritti che hanno già aderito al sodalizio con la convinzione che il contributo di ognuno può davvero essere importante per aiutare i giovani a orientarsi. Unendoci possiamo dare veramente valore al nostro passato, ma soprattutto costruire il futuro dei ragazzi di oggi. Pavan lancia un invito agli ex Einaudi, ma in realtà anche a chiunque fosse intenzionato a contribuire a sostenere le nuove generazioni. Potrete contattarci direttamente all'indirizzo mail vera.einaudi@gmail.com per ricevere tutte le informazioni e poter associarvi. Ottant'anni fa, per la prima volta, le donne andarono a votare in Italia. Una svolta storica spiegata dalle donne dell'Università di Padova. Il voto alle donne nel 1946 è stato sicuramente un momento di svolta rispetto alla condizione giuridica, sociale, economica, politica della donna in Italia, che per tutto il periodo del ventennio fascista veramente era stata esclusa da ogni partecipazione politica. Il 2 giugno del 1946, in occasione del referendum istituzionale per scegliere tra la Repubblica e la monarchia, le donne italiane furono chiamate a votare per la prima volta nella storia. 80 anni di diritto di voto delle donne, 80 anni, un tempo che sembra lungo, ma quando si analizza la storia possiamo definirlo un diritto piuttosto recente, un diritto a cui si è arrivati grazie all'impegno delle donne dell'epoca, come spiega la docente di storia contemporanea dell'Università di Padova, Monica Fioravanzo. Da una parte abbiamo il movimento femminile, che possiamo già definire femminista, che già dalla seconda metà dell'Ottocento aveva, come dire, si era mobilitata perché fosse riconosciuto il voto alle donne, quindi un'operazione diciamo di lungo periodo, quindi non è che nasca dal nulla. Dall'altro nell'immediato sicuramente ha avuto un significato il ruolo che le donne hanno avuto durante la Resistenza, collaborando direttamente non solo come staffette partigiane ma anche sostenendo insomma l'attività di resistenza. L'Università di Padova, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica, ma anche anniversario del voto delle donne, ha organizzato il convegno sul diritto di voto femminile per offrire un momento di riflessione storica e politica sul significato del suffragio femminile e per ricordare anche l'enorme contributo delle 21 madri costituenti alla stesura della Costituzione italiana. Hanno da una parte agito anche di concerto, per cui c'è, come dire, una collaborazione trasversale tra donne della DC, del PSI e donne del Partito Comunista, e dall'altro le donne che erano nella commissione dei 75, che è quella che concretamente ha redatto il testo della Costituente, hanno partecipato all'interno delle sottocommissioni e quindi contribuito a scrivere la commissione, cioè a scrivere il testo che poi è stato proposto in aula. Spicca la figura della veneta Lina Merlin con il suo contributo all'articolo 3, al quale fece aggiungere senza distinzione di sesso. Oggi la partecipazione politica delle donne è aumentata rispetto a quegli anni, ma ancora il divario è notevole. Se ci guardiamo attorno, comunque la partecipazione a livello sia politico ma anche all'interno
anche dell'università rimane comunque ancora minoritaria da parte delle donne. Per esempio io ho più esperienza all'interno dell'università, però ai livelli di vertici sì, abbiamo ancora la rettrice donna, però insomma il gruppo degli ordinari è soprattutto ancora un gruppo maschile. Quindi io credo e spero che poi questo cambierà, che ci sarà un maggiore equilibrio, anche perché le donne credo adesso siano anche più degli uomini. Penso che sia importante anche un'opera di formazione fin dall'inizio nelle famiglie, anche di, credo, la capacità di dare più coraggio. Sono profondi i legami tra il padovano e 2 delle 21 madri costituenti. A Pozzonovo nacque Lina Merlin, che fece parte della cosiddetta Commissione dei 75. A Santa Giustina in Colle riposa Maria Nicotra Fiorini Verzotto. Riposa accanto al marito Graziano nella tomba di famiglia a Santa Giustina in Colle. Dietro il suo volto sorridente di donna matura e 2 date, quella della nascita e della morte, c'è la storia di una delle donne che costruì la nostra Repubblica. Era nata nel luglio del 1913 a Catania, Maria Nicotra Fiorini, che il 2 giugno 1946 fu una delle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente che il 22 dicembre 1947 approvò la Carta che regola la vita degli italiani. Per la prima volta votarono le donne quel 2 giugno di 80 anni fa. Le 21 elette si erano distinte e affermate nella società civile, sconvolta dagli anni del fascismo e della guerra, dove, con la loro preparazione e la loro umanità, erano riuscite a essere determinanti. Maria Nicotra Fiorini, che nel 1949 divenne moglie di Graziano Verzotto, capo partigiano originario di Santa Giustina in Colle, era stata presidente diocesana della Gioventù Femminile di Azione Cattolica di Catania, infermiera volontaria della Croce Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'Assemblea Costituente fu eletta deputata nella prima legislatura repubblicana, occupandosi di varie problematiche, tra le quali la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Gli ultimi anni di vita li trascorse a Padova accanto al marito. Qui è morta il 14 luglio 2007 e da allora riposa a Santa Giustina in Colle. Con lei nel 1946, deputata della Costituente, anche Angelina Lina Merlin, che nacque a Pozzonovo. Partigiana, insegnante e politica socialista, eletta all'Assemblea Costituente, fece parte dell'Assemblea dei 75 che scrissero la Costituzione. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione del TG Bassano. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, Pedemontana e Alta Padovana. In apertura torniamo su una questione che vi avevamo già mostrato nei nostri telegiornali. Dopo il nostro servizio sulle fognature miste nell'area sud-ovest di Bassano sono tante le segnalazioni che ci arrivano in redazione a conferma che il problema è sentito e reale. Vediamo. Pannolini, carta igienica, materiale sanitario a mezzo metro da terra, segno chiaro e quasi indelebile dell'ondata di piena che ha portato in Brenta per l'ennesima volta quel che arriva dalle case dei bassanesi. O almeno dalle case di alcuni quartieri bassanesi, perché effettivamente il problema delle fognature miste o ibride, fate voi, riguarda solo alcune aree della città che devono fare i conti con una rete costruita decenni fa per altre esigenze. Una rete che ora subisce i piovaschi e gli acquazzoni, creando una dinamica idraulica che fa in modo che un surplus di materiale se ne vada in Brenta invece che nel depuratore creato proprio per ripulire parte degli scarichi. Il tema era già balzato all'onore delle cronache a marzo, quando un telespettatore ci aveva segnalato la presenza di pannolini e assorbenti in un canale di scolo che si buttava nel grande fiume tra i 2 ponti. In quell'occasione l'assessore all'ambiente ci aveva risposto così.
Le immagini che avete fatto vedere mostrano uno scolmatore, un troppo pieno della rete fognaria di Ettra. In alcune zone della città abbiamo una rete mista, quindi quando piove la rete va in pressione, le acque bianche scaricano all'interno della rete fognaria e poi il troppo pieno scarica in Brenta. Questo è l'effetto che avete visto. Purtroppo è una cosa che si faceva nel passato, che ovviamente è normata, che è consentita. Il tema quindi è noto, anzi ormai è storico, perché la fognatura in questione ha una quarantina d'anni o giù di lì. Oggi, dopo l'ennesima segnalazione andata in onda nel TG Bassano, sono tanti i residenti dei quartieri di San Lazzaro e San Fortunato e i cittadini che confermano cosa sta succedendo fra ondate di piena puzzolenti e altre situazioni poco piacevoli. Ma quel che tutti chiedono è se e quando verrà presa in mano questa situazione che interessa una bella fetta della città, eppure tutti quelli che vivono a ridosso del fiume a sud di Bassano. In Veneto la filiera del legno è sotto pressione. Ad Asiago il convegno dal bosco al prodotto finito tra Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Imprese Vicenza per fare il punto della situazione. Siamo in una situazione veramente complessa, molto difficile e direi abbastanza unica. I prezzi del legname in piedi, i prezzi del legname quindi ancora non atterrato in bosco, sono diventati altissimi. In questa morsa, quindi, le segherie sono il settore, il segmento che soffre di più. La filiera del legno veneta è in sofferenza. A lanciare l'allarme è Confartigianato Veneto, che ad Asiago ha riunito imprese, tecnici e istituzioni per fare il punto su una crisi che sta colpendo soprattutto segherie e aziende della prima lavorazione. Negli ultimi 3 anni il prezzo dell'abete rosso è triplicato, dai 40 euro al metro cubo del 2021 ai 120 euro registrati nei primi mesi del 2026. E negli ultimi 6 mesi i costi delle materie prime per l'edilizia sono aumentati fino al 35%, un problema che pesa su un settore strategico per il Veneto, composto da quasi 9.000 imprese e oltre 20.000 addetti. Ma il numero delle segherie continua a diminuire. Secondo Confartigianato, dopo la tempesta Vaia e l'emergenza Bostrico, troppo legname è stato venduto grezzo all'estero, senza creare valore sul territorio. Il risultato? Le aziende venete sono costrette a importare semilavorati. Rispondiamo prima di tutto a un grido d'aiuto delle nostre imprese, delle prime lavorazioni, e perché i prezzi appunto della materia prima, dopo un esubero di materiale dovuto alla tempesta Vaia, all'attacco del Bostrico, le nostre imprese sono ritornate a dover acquistare il materiale dai paesi quali Austria, Germania e Slovenia. Questa fase sta penalizzando in modo pesantissimo le nostre imprese artigiane, soprattutto del territorio. Oggi come oggi un tavolo di confronto come questo, dal bosco al prodotto finito, ci permette di dare una visione d'insieme. Da qui la proposta di un patto legno veneto, una strategia regionale per rafforzare la filiera corta, sostenere le segherie e valorizzare il legno locale certificato, per trasformare una risorsa abbondante nei boschi veneti in un'opportunità concreta per l'economia del territorio. Quello che si deve fare adesso a livello territoriale è proprio indicare le priorità e da quelle cominciare. Io mi permetto di suggerire la ricerca di obiettivi condivisi, perché se andiamo a questa che è quasi forse una battaglia, no? per avere i margini, per lavorare, per rimanere sul mercato, divisi siamo perdenti perché siamo piccolini. Passiamo alla politica. Accordo trovato tra la candidata del centrosinistra Maria Ghimentone e Daniele Manente per unire le forze in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimo. Sfideranno Luca Pozzobon del centrodestra. Il popolo, la città ha parlato e ha detto che il centrodestra è forte, ma che nella città c'è anche un'alternativa rappresentata dalla coalizione di Maria, e la nostra testimonianza ha dimostrato che c'è anche qualcos'altro oltre al rosso e al nero. Era il caso,
secondo noi, di andare avanti e di continuare nella strada del cambiamento. L'abbiamo fatto con un'alleanza globale. Alle votazioni del 24 e 25 maggio scorso li avevano separati appena 213 voti. Oggi correranno insieme. Daniele Manente sposa in modo globale il progetto del centrosinistra guidato da Maria Ghimenton e al ballottaggio del 7-8 giugno promettono, se i voti saranno confermati, di vincere le elezioni e riportare il centrosinistra sulla poltrona di sindaco che fu l'ultima volta di Maria Gomierato dal 2005 al 2010. Io credo molto nel dare anche segni importanti anche per la città. Noi con il gruppo della coalizione Manente avevamo veramente una comunanza di programma da quello che è la tutela dell'ambiente, il consumo del suolo zero, a quella che può essere la protezione dal rischio idrogeologico e anche la tutela dell'ospedale. Quindi questa cosa qui ci ha fatto anche pensare perché dobbiamo correre separati quando possiamo dare anche alla città un segno di unità. Quindi questo è stato, diciamo, quello che ci ha spinto a trovare un punto d'incontro. Trovata la quadra sul programma che è comune, i due candidati confessano di aver sentito la responsabilità di una città che ha chiesto loro di non mollare. La gente ci ha chiesto di non mollare ed era giusto quindi provare un'intesa sui programmi, sulle linee programmatiche per portare avanti le nostre istanze. Maria ci ha ascoltato, quello che noi abbiamo chiesto è di, una volta trovata l'intesa sui punti del programma, di trovare anche un'intesa sulla corresponsabilità amministrativa, cioè noi governeremo assieme. L'apparentamento in questa forma era l'unico modo per garantire la presenza dei giovani in tutte le ipotesi possibili. Il ballottaggio sarà un terno all'otto, ma l'importante è non avere rimpianti. Ci speriamo, quantomeno avremo fatto tutto quello che è stato possibile andando uniti per rispondere a quelle che sono state le esigenze della città e anche a quello che sono state le domande della città e che sono state espresse nel voto. Alleanza Ghimenton-Manente per il ballottaggio a Castelfranco, l'avversario di centrodestra Pozzobon aveva ampiamente previsto l'ipotesi. Luca Pozzobon, forte degli oltre 6.000 voti presi al primo turno, si dimostra tranquillo e fiducioso per il futuro della sfida, togliendosi anche qualche sassolino. No, non ci preoccupa molto, ci stimola ancora di più a riuscire a raggiungere il risultato. Credo che sia un'alleanza che dimostra che dall'altra parte alcune cose che hanno detto, cioè la contrarietà ai partiti e queste cose qua, si sono rivelate una cosa che non era vera. Questa alleanza dimostra appunto che è più basata sulla necessità di contrapporsi a noi, sembra quasi ci sia un po' di timore di non farcela e quindi un'alleanza un po' strategica. Noi rimaniamo sulle nostre posizioni, sui nostri programmi e su tutto quello che abbiamo detto fin dall'inizio. Una mossa che ci si attendeva e che non ha visto il centrodestra manovrare per avere i voti di Manente. No, noi non abbiamo fatto interlocuzioni con nessuno. Era una mossa che ci aspettavamo perché loro avevano già, da quello che si sa, avevano già tentato un accordo prima ancora delle elezioni e quindi ci aspettavamo che ci fosse un avvicinamento. È una cosa, sì, che ci aspettavamo. Una campagna elettorale segnata dall'astensionismo che ha raggiunto il 51%, un dato da tenere bene a mente. La nostra campagna è basata essenzialmente sul chiedere agli elettori di andare a votare. C'è stata molta astensione e quindi la preoccupazione è questa. Se i nostri elettori, quelli che ci hanno dato fiducia, andranno a votare, penso che avremo un buon risultato. Questa disaffezione verso la politica è una cosa che deve far preoccupare, sì, soprattutto i partiti, non solo le liste civiche. Bisogna trovare il modo di far capire, di far capire alle persone che devono avere fiducia nelle istituzioni in generale e quindi in qualche modo anche nella politica, nell'andare a votare, che è importante andare a votare. L'area di cambiamento, sottolinea Pozzobon, è anche del centrodestra e dunque fondamentale è recarsi alle urne. C'è una voglia di cambiamento anche dentro il centrodestra, non c'è niente da nascondere, quindi noi continuiamo a puntare sul fatto che vogliamo fare, che abbiamo una nuova visione e che i cambiamenti sono possibili. Arriva alla seconda edizione e si allarga su 3 giornate il Red Drop Summer a Romano Dezzelino.
3 lettere, 2 significati, un unico obiettivo. RDS come reparto donatori sangue e come Red Drops Summer, l'evento che unisce sport, musica e volontariato da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Villa Negri di Romano. È un evento che abbiamo pensato per coinvolgere le persone nel mondo della donazione, coinvolgendo lo sport. Quindi abbiamo coinvolto molte associazioni sportive che saranno presenti per far provare le loro discipline sportive, organizzato un torneo di calcetto e uno di acquavolley, perché comunque siamo consapevoli e convinti che lo sport è salute e che anche gli sportivi, essendo persone che conoscono bene l'importanza della salute, possono comunque diventare anche loro donatori di sangue, magari non lo sono, cerchiamo di coinvolgerli anche in questo mondo. È un modo importante per avvicinare i ragazzi al dono del sangue, anche alla solidarietà e al dono più in generale, proprio in questo momento in cui tutte le comunità tendono ad andare verso l'individualismo. Questo modo diventa anche un evento per avvicinare tutti alle associazioni e far vedere che la squadra è quella che vince, soprattutto in solidarietà. Allo stand gastronomico saranno presenti anche i pittogrammi delle tovagliette Pizza per tutti. La tovaglietta è il risultato di un progetto di inclusione che abbiamo portato e realizzato avanti a scuola e permette a tutti quanti di ordinare in autonomia utilizzando i simboli della CAA, ovvero comunicazione alternativa aumentativa, e consiste nell'utilizzo di simboli universali che indicano azioni e oggetti di vita che si utilizzano in contesti di tutti i giorni. Questa tovaglietta la distribuiremo per chi vuole prenderla, ovviamente gratuitamente, per tutte le persone che possono anche distribuirla nelle pizzerie o per i responsabili delle pizzerie che vogliono aderire a questo progetto. Ovviamente ne abbiamo a disposizione una buona quantità, quindi venite